Dunque con Andrea Canil, da poco nominato nuovo assessore alla gentilezza. Perché una carica di questo tipo in questo periodo? Allora, essere nominato assessore alla gentilezza vuol dire riconoscere in questo periodo storico un qualcosa che magari di cui abbiamo sempre ancora più bisogno, che è appunto una gentilezza diffusa, non che non manchi in questo territorio isolano, perché comunque Asolo è piena di atti di gentilezza, di volontariato, di persone che si danno da fare per le altre persone, però anche e soprattutto nel momento in cui riceviamo anche tante notizie negative, istituire una carica di questo genere e riconoscere la gentilezza vuol dire dare un messaggio di speranza, dare un messaggio positivo e anche di resilienza verso il futuro. Che cosa si può fare in una città per aumentare la consapevolezza anche dell'essere gentili? Beh, allora sono varie le azioni che si possono fare, dal più piccolo è semplicemente anche proprio piccoli atti di gentilezza, immagino anche magari donare un sorriso, anche se con gli occhi magari nascosti dalla mascherina, il sorriso, oppure cercare in qualche modo di impegnarsi verso altre persone. Ad esempio anche noi abbiamo adesso il servizio quello di sostegno alle persone anziane, alle persone in quarantena, è gestito e realizzato grazie a dei volontari che hanno chiesto di mettersi in gioco appunto per dare un sollievo a chi ne ha bisogno. Quindi dal piccolo, semplicemente il dire grazie a una persona, il fare un sorriso, all'impegnarsi attivamente verso attività anche di volontariato. È istituita dall'associazione Core Amor, che è un'associazione appunto che ha lo scopo di promuovere buone pratiche di gentilezza, e il 21 marzo faremo la festa di benvenuto ai nuovi nati del 2020. È una festa che noi abbiamo comunque per noi il secondo anno, è il primo anno che viene realizzata invece questa festa all'interno della gentilezza a livello nazionale e significa in qualche modo dare il benvenuto ai nuovi nati, ai neonati, dare un sostegno ai genitori e renderli partecipi subito da oggi, subito da appena nati, nella comunità.